Ero in casa e sentivo aiuto. Sono uscita e ho visto la persona incastrata tra il camion e il muro e non potevamo far niente ovviamente e quindi ho chiamato subito i soccorsi. Le grida disperate, aiuto, liberatemi, venivano dal camion, ma dentro non c'era nessuno. L'uomo, un moldavo di 34 anni, era rimasto schiacciato tra il fianco del mezzo e il muro, con un braccio però ancora incastrato dentro la cabina. Insieme ad una ragazza del posto, questa residente ha chiamato i soccorsi. I primi ad arrivare l'ambulanza di Valdobbiadene. L'automedica di Pieve del Grappa ha scortato i vigili del fuoco per un'altra strada dove il mezzo sarebbe riuscito a passare. Un intervento tempestivo che gli ha salvato la vita. Per fortuna che qualcuno c'era e dopo la paura era che i vigili del fuoco venissero di qua e quindi non passavano. Era là incastrato e abbiamo dovuto con le nostre attrezzature in qualche modo poterlo togliere. Abbiamo usato i cuscini appositi che abbiamo noi, abbiamo sfruttato un po' il mezzo di circa 10 centimetri che ci hanno aiutato a liberarlo un po'. Poi aveva anche il braccio inserito nella porta, abbiamo tagliato un pezzo di porta e siamo riusciti a estrarre, diciamo, il ragazzo che apparentemente stava bene. Era cosciente? Al momento sì. Lo hanno liberato con questi cuscinetti di sollevamento che, riempiti di aria compressa, possono arrivare a sollevare anche un'autovettura. Così sono riusciti a tirarlo fuori. L'uomo di Salzano, dipendente di una ditta di Zero Branco, è riuscito a rendere ai sanitari una prima ricostruzione dei fatti. Aveva parcheggiato il mezzo nello spazio antistante La Volta in Borgo Matteotti. Stava scendendo quando il mezzo lo ha trascinato indietro perché aveva scordato di inserire il freno a mano e così è rimasto schiacciato. Devono fermarsi qua perché non ci passano, la misura delle case è stretta e questo ha rischiato secondo me. A tirare il freno a mano sarà un infermiere. Carabinieri e Spisal, giunti nella piccola frazione di Riva Grassa poco dopo, infatti lo troveranno inserito. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Valdobbiadene. L'uomo ha riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita.